perché io non accetto l'idea troppo facile, qualche volta anche in casa nostra, caricare quello che diciamo che sta meglio, ma noi abbiamo una quota di gente che dichiara di guadagnare più di 100.000 euro che è minima. C'è un ceto medio che si sta impoverendo, non è che noi possiamo pensare di caricare sempre sui soldi che pagano le tasse, bisogna far venire fuori un po' quelli che non le pagano, e è possibile, e ci aiuterebbe anche a governare il welfare, perché noi vogliamo un welfare universalistico, dove non c'è né povero né ricco, e la sanità deve poter stare in piedi, e i servizi sociali, e l'istruzione deve poter stare in piedi. Dopodiché per regolare, è difficilissimo, governare un assetto universalistico, aiuterebbe molto qualche meccanismo di compartecipazione in base al reddito. Per noi è impossibile praticamente, perché facciamo delle ingiustizie, perché non sappiamo chi sono i ricchi, perché in Svizzera o in Svezia anche le multe le paghi secondo il reddito. Ma potremmo noi fare una cosa di questo genere? Continuerebbero a pagare quelli che pagano. Mettiamoci nel corso di questi anni in una situazione di far emergere, mentre sui patrimoni che sono lì, che sono delle case, che sono le abitazioni, noi possiamo modificarla questa benedetta IMU e fare una cosa più progressiva, esentare le situazioni di minor pregio, esentare i beni di produzione delle aziende e caricare sui detentori di patrimoni rilevanti. Nel caso di ricchezza immobiliare dobbiamo far emergere questa ricchezza e tutti i margini che abbiamo. Con questo, con che altro? Con un lavoro sulla spesa corrente, sì, e qualcosa bisogna fare anche dove io non c'ho niente, anzi intendo che nell'industria della difesa l'Italia abbia una sua cosa, tuttavia al giorno d'oggi un po' di spese della difesa bisogna ridurle, c'è poco da fare. Dice gli F-35, ho capito, ne compreremo meno, arrivederci, perché abbiamo altre priorità. Vendita di immobili, certamente vendita di immobili pubblici, anche lì non fatevi incantare, Salsa Brunetta al mattino e dice 400, vai si alza, ci prova, intendevo, e dice 400 miliardi delle cose. Ecco, noi già il governo per questo Grilli ha previsto 15 miliardi, in tutta Europa l'anno scorso sono smobilizzati 10 miliardi di immobili, non è così facile, perché noi chiamiamo immobili, adesso qui partono anche lì, ve lo dico preventivamente perché sono sicuro che sotto le ultime cose della campagna elettorale partirà qualche sparata, cioè si può fare, sì, bisogna farlo, sì, ma a volte immobili pubblici intendono per esempio, non so, un giardino pubblico, un ospedale, cioè cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando, perché voglio vedere chi si compra un giardino pubblico. Ecco. Allora, da tutto quello che riusciamo a ricavare, e quindi ho detto fisco, ho detto spesa pubblica, ho detto anche vendita di immobili, anche il risparmio che può derivare dall'abbassamento dei tassi, se riparte un minimo d'attività economica, e noi lì dobbiamo aiutare fiscalmente chi? Quelli che possono far girare un po' i consumi e far girare un po' gli investimenti, perché il lavoro deriva dai consumi e investimenti. E quindi i redditi più bassi di lavoratori e pensionati, il peso del lavoro sulla fiscalità, per esempio per quel che pesa sull'IRA, e l'aiuto a chi produce investimenti esigibili, non perché gli dai i primi soldi, ma perché puoi dare un credito d'imposta nei settori dove ritieni, se l'investimento viene fatto e produce occupazione, e quindi puoi usare la fiscalità in modo produttivo, e devi però aggiungere a questo una serie di cose che riguardano l'economia reale, che è stata troppo abbandonata, e quindi alcune cose che è molto preciso. Ho detto prima, noi abbiamo bisogno dei comuni, qui questo famoso insomma, da quando c'è la Lega che predica il federalismo, le autonomie hanno preso una serie di mazzate che proprio nella storia non si era mai vista, e quindi sono state lette come se fossero la malattia e non una possibile medicina. Chi è che può gestirti un po' di fondo sociale? Bisogna trovare un po' di soldi per affrontare i bisogni sociali più acuti. Chi, se non lo sportello comunale? Chi può affrontare una cosa del genere? Chi può far partire un po' di investimenti subito? Non subito, sono i comuni.
E quindi ragionare con loro per una delega patto di stabilità, ho detto prima la scuola, possiamo aggiungere temi ambientali, mobilità urbana, un grande piano di piccole opere per dare un po' di lavoro. Il tema dell'economia verde, l'edilizia è troppo per terra, ma non possiamo consumare territorio, anzi guai. E quindi dobbiamo andare a processi di riqualificazione, di efficienza energetica, di risparmio energetico. Abbiamo fatto un po' con le ristrutturazioni della casa, bisogna insistere lì perché muovono risparmio privato e che dà lavoro, che va a investimento. Possiamo considerarlo anche in altri ambiti, anche l'efficienza energetica in ambito industriale. Possiamo considerare ambiti come quello della ricettività alberghiera, abbiamo un turismo che perde colpi anche perché l'offerta si sta dequalificando. E quindi tenere legati, insomma, dei settori, metterci dentro un po' di sprint, un po' di benzina, un po' di carburante e far girare un po' la macchina e dare un po' di lavoro. Un po' di investimenti, pur scegliere una cosa, almeno, io credo la banda larga, noi abbiamo bisogno di darsi infrastrutture su questa cosa. E abbiamo bisogno di avere degli attori che collaborino con noi e che abbiano più massa critica e più razionalità. Quando si parla di città metropolitane si parla alla fine di questo, di una cosa che c'è nei fatti e non c'è nelle istituzioni, e quindi di un'assenza di regolazione per avere massa critica negli investimenti e gli interventi. La pubblica amministrazione da mettere in efficienza, ma non col brunettismo, con dei piani industriali, perché un'amministrazione poi alla fine produce e non può produrre la stessa cosa di 5 anni fa, come qualsiasi altra impresa, quindi ogni 3 anni deve darsi un'organizzata, una riorganizzata. E lì ci vogliono delle misure, se te la dai sta riorganizzata ti do metà del turnover, se no non ti do niente. E c'è poco da fare, cioè bisogna mettere in razionalità tutte queste cose, ci sono 1000 cose da fare, tutte con al centro il lavoro, con un occhio particolare al lavoro giovanile e femminile, senza dimenticare anche chi lo sta perdendo. Ho detto prima che anche la prospettiva di uscita dal lavoro, questo meccanismo che si è trovato, è troppo rigido secondo me. Adesso con calma, tanto bisogna affrontare il tema immediato di quelli senza salario, senza pensione, senza ammortizzatori, senza niente, e poi con calma bisogna un po' riflettere su quel sistema che è troppo rigido sia per l'individuo sia per l'impresa. Bisogna renderlo più flessibile il meccanismo di uscita. E quindi cose da fare, regolazioni da dare al mercato del lavoro, anche lì ci sono regole questo tema del rapporto fra precarietà e stabilità del lavoro in realtà non si è risolto, cioè, lo si risolve sì andando attorno a tutte le normative, ma si risolve dando convenienza alla stabilizzazione del lavoro. Poi le forme, se invece carichi i contributi, appesantisci il lavoro precario, tipo le partite IVA, senza poi alleggerire un po' la trasformazione in lavoro stabile, è chiaro che non funziona la cosa. Ci sono regole da introdurre, anche delicato, ho detto prima, rappresentanza, rappresentatività, bisogna discutere con i sindacati perché insomma non puoi nello stesso modo chiedere, come è anche giusto, che una parte della contrattazione venga decentrata e allo stesso tempo non attrezzare questo percorso con dei meccanismi di partecipazione. Non sta in piedi questa cosa, se non li fai, poco da fare. Quindi bisogna ci sono dei salari che stanno andando sotto il minimo vitale, che non sono tutelati, difesi abbastanza da contratti, meccanismi di outsourcing che arrivano fino non si sa dove. Probabilmente ci vuole una norma che su oggetti tipo il salario minimo. Insomma, ci sono regolazioni da fare, interventi a favore di investimenti e consumi per dare lavoro. Dobbiamo assolutamente ripartire da lì e concentrarci sull'economia reale. La prossima legislatura deve essere una legislatura sull'economia reale.